Municipio, Renato Valusso per il futuro, qui Udine Libera, cosa ci racconta? Ma stiamo a raccontare che adesso ci siamo costituiti in un'associazione formata da persone che vivono in prima persona proprio le problematiche legate alla crisi economica, quindi persone disoccupate. Voi comunque siete un'associazione no profit, esatto, costituita da poco, insomma state cercando di operare e farvi conoscere sul territorio. Infatti. La nostra azione è rivolta essenzialmente a sensibilizzare le persone, ma anche a coinvolgere le istituzioni e a cercare delle risposte nuove sul territorio. Abbiamo l'impressione che molto spesso le risposte della politica, delle istituzioni locali non siano sufficientemente calibrate sulla reale dimensione del problema. Ma secondo lei è soltanto un fatto per cercare di depistare la realtà dei fatti o perché purtroppo manca anche certa competenza? Diciamo che entrambi gli elementi purtroppo secondo noi ci sono, ecco. Quindi adesso starà a noi cercare il più possibile di coinvolgere i cittadini ma anche le istituzioni per poter trovare assieme delle risposte che attualmente sul territorio non ci sono. In questo senso prevediamo anche nei prossimi tempi di rivolgerci anche alla Presidenza della Regione per sottoporre a chi di competenza un pacchetto di proposte che i cittadini hanno preparato. Senta, è brutto dirlo, però purtroppo in Friuli la crisi si fa sentire come. Certo. Non è più un'utopia quella del Friuli che lavora nel senso buono, perché esatto. Purtroppo anche se si lavora i soldi non si guadagnano e non si incassano. Infatti, c'è stato un... Quante persone al momento partecipano con voi in questa iniziativa? Beh, le persone che hanno aderito sono nell'ordine di un centinaio. Ci sono dall'imprenditore in difficoltà al cittadino comune che si interessa di queste problematiche, al disoccupato, insomma diciamo che tutti stanno un po' sulla barca. Insomma siete presenti, non mollate la presa, come si dice, si inizia, è una goccia nel mare, però l'importante è cercare di dare qualcosa a chi ha bisogno, effettivamente bisogno realmente in questo momento. Solo una battuta al volo, dove vi possono trovare? Abbiamo un blog che è Friuli contro la crisi, si chiama così, e basta cercare su internet e ci siamo. E lì abbiamo tutti i contatti e i riferimenti per chi voglia mettersi in contatto con noi e ci auguriamo veramente che si possa essere in tanti. Soprattutto poche parole e voli di Comedon. Sì, adesso sì. Adesso è ora di finire per capire alle istituzioni che voi ci siete. Senz'altro. Parteciperete allo sciopero del 9 dicembre? Sì, lo faremo. Perfetto, e noi vi appoggiamo perché l'Italia deve cambiare. Bisogna dare, il Friuli ha sempre saputo dare la sterzata giusta, il terremoto ha dimostrato che con le chiacchiere non si va da nessuna parte, noi abbiamo fatto, abbiamo ottenuto e come dice qualcuno il voli di Comedon è sempre utile e non è solo una battuta ma anche una realtà dei fatti. Grazie al nostro ospite, grazie a voi gentili telespettatori per l'ascolto.